Ancora in primo piano la rivendicazione dell'indipendenza del Veneto. Oggi c'è stata una manifestazione a Padova mentre si attende che il Consiglio regionale apra un confronto sulla richiesta di referendum consultivo. Angelo Pangrazio. Noi vogliamo staccarci completamente e diventare uno Stato d'Europa, praticamente, semplicemente. È possibile? Se lo vuole il popolo veneto, sì. Non deve chiederlo a nessuno, deve chiederlo solo a se stesso. Dopo la sbornia del referendum digitale che ha catapultato in Veneto i mass media di mezzo mondo, da Padova viene rilanciata la parola d'ordine: indipendenza subito. L'ennesimo sasso lanciato contro Roma e lo Stato nazionale che prende molto e dà poco o nulla. Sotto il vessillo della Serenissima sono arrivati anche alcuni leghisti. Loro scommettono tutto sul referendum consultivo parcheggiato a Palazzo Ferrofini. Il primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale deve essere appunto la discussione del progetto di legge 342. Tra un anno il voto regionale e l'indipendenza irrompe nell'agenda politica, promessa concreta o lontano miraggio. Il Veneto non può permettersi il lusso di attendere ancora un anno, quindi non parliamo di regionali, parliamo di referendum per l'indipendenza e della possibilità di raggiungerlo in tempi molto brevi, entro il 2014.